Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 14 esponenti del clan Lo Bianco sono stati fermati dalla squadra mobile di Vibo Valentia nel corso di un'operazione disposta dalla Procura distrettuale antimafia. Le accuse: associazione mafiosa finalizzata alle estorsioni, detenzione illegale di armi e intestazione fittizia di beni. Gli agenti, diretti dal vicequestore Maurizio Lento, hanno inoltre sequestrato 2 agenzie, una operante nel campo della pubblicità, l'altra nei trasporti. Tra le persone fermate Andrea Mantella e Carmelo Lo Bianco, 78 anni, piantonato in ospedale per un malore, ritenuti i capi della cosca. Anche il Consiglio regionale della Calabria è chiamato a dare un segnale concreto in termini di riduzione di costi della politica nel clima di austerità invocato da tutti. In questo senso il Consiglio infatti ha varato una legge per ridurre i fondi ai gruppi ed il rimborso spese ai consiglieri, che sarà approvata nell'assise regionale di oggi. A pesare sui conti della regione soprattutto il debito nel settore della sanità, per il quale non è ancora scongiurata l'ipotesi di un commissariamento. Sono avvilito, devo ancora decidere se andare avanti. Questo l'amaro sfogo del sindaco di Sinopoli, Luigi Chiappalone, finito nel mirino degli atti intimidatori, visto che dal 2006 è stato vittima di numerosi danneggiamenti. In particolare, ieri un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti al garage in uso dal primo cittadino, a 200 metri dalla sua abitazione, danneggiando la saracinesca d'ingresso. Chiappalone deciderà il suo futuro di sindaco dopo qualche giorno di riflessione. Sciopereranno venerdì 11 giugno i lavoratori di Ambiente e Servizi, la società che gestisce la raccolta differenziata a Catanzaro. Ad annunciare la giornata di protesta è la segreteria della funzione pubblica CGIL, che in una nota contesta il mancato pagamento dei mesi di marzo e aprile e del maturando mese di maggio. La situazione di disagio dei lavoratori era già stata segnalata e nelle scorse settimane era stato proclamato anche lo stato d'agitazione del personale. Il prossimo 2 giugno l'Italia dei Valori promuoverà il D-Day, un appuntamento speciale all'interno della campagna referendaria promossa contro la privatizzazione dell'acqua, il nucleare e il legittimo impedimento. Sono previsti appuntamenti in tutte e 5 le province calabresi ed in particolare nella provincia di Cosenza, ad Acre e a Morano Calabro. In quella di Catanzaro i gazebo saranno allestiti alla Mezzia Terme e Feroleto, a Crotone e Strongoli, nel Vibonese, a Tropea, Mileto, Vazzano, Serra San Bruno e Vibo Marina, a Reggio Calabria, Catona, Pellaro, Siderno, Monasterace, Caulonia, Gioia Tauro e Taurianova. Si è parlato del SISTRI, il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti e degli adempimenti a carico di imprese ed enti, nel convegno promosso dall'AIGA di Crotone, presieduto da Natalina Giungato. Sono intervenuti Eugenio Onori, presidente del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, Giuseppe Di Polito, presidente della sezione regionale Calabria, Roberto Conforto, presidente Computer Solution SPA, e gli avvocati Domenico Colosimo e Lidia Flocco. Sono stati i genitori del piccolo Domenico Gabriele, Francesca e Giovanni, a consegnare il premio dedicato al bimbo colpito alla testa mentre assisteva ad una partita di calcetto e morto 3 mesi dopo a causa delle ferite. La manifestazione è stata promossa nell'aula consiliare del comune di Crotone dal gruppo dell'Azione Cattolica nell'ambito di una giornata dedicata all'incontro con i giovani. Sono stati premiati per i loro lavori 2 studenti del Lucifero e la classe che frequentava il piccolo Dodò. Il campionato di Serie B ha emesso i primi verdetti, con Lecce e Cesena promosse in A, Torino, Sassuolo, Cittadella e Brescia ai play-off, Padova e Triestina si giocheranno la permanenza in cadetteria, mentre Mantova, Gallipoli e Salernitana sono retrocesse in prima divisione. Il Crotone chiude la stagione all'8° posto, perdendo in casa contro l'Ascoli a segno Russotto. La Regina riesce a salvarsi battendo l'Albino Leffe 3-1, doppio Pagano e Missiroli. In seconda il Catanzaro batte il Barletta con rete di Longoni e accede in finale contro la Cisco Roma. La Vibonese perde a Noicattaro 1-0, ma in virtù del 3-0 dell'andata ottiene la salvezza.